per quel che mi riguarda, davanti all'immobilismo, ai no e a tutto quello che non è accaduto, in primis l'autonomia, direi che andare alle urne sarebbe la soluzione migliore, sanificatoria, e si riparte da zero. Però proprio parlando di autonomia, proprio pochi minuti fa Di Maio ha detto è uno dei 10 punti che noi abbiamo presentato al Presidente della Repubblica come insindacabili. Ma guardi, posso dire, il latino diceva scusatio non petita, accusatio manifesta, cioè scusarsi senza che qualcuno ti abbia accusato vuol dire che sai di aver commesso qualcosa, no? Dopo 14 mesi che sei vicepresidente del Consiglio, parlo di Di Maio, che sei ministro della Repubblica, che governi assieme alla Lega, io immagino che magari qualcosa dell'autonomia potevi fare. Invece la verità qual è? Non hanno fatto nulla. Anzi, Di Maio, lo ricordo io cosa ha detto, qualche settimana fa ha detto, dopo 14 mesi di governo, darò vita a una commissione di accademici napoletani che dovranno valutare l'autonomia del Veneto. Io non c'ho niente contro gli accademici napoletani, sia chiaro, ma se vuoi fare le commissioni per valutare i miei lavori, i nostri lavori, le fai 14 mesi fa, al primo mese di mandato di governo, non me le fai dopo 14 mesi, è una presa in giro. Vi ricordo che il Presidente del Consiglio aveva detto che a febbraio 2019 chiudeva sull'autonomia, siamo a agosto, io non so che calendario hanno a Roma. Per il Veneto un governo PD 5 Stelle quanto perde? Ma guardi, è ovvio che se si fa un governo così lo si fa contro noi, contro il nord, contro le partite IVA, contro i nostri territori, mi sembra logico questo, no? Ormai c'è qualcuno che ha abdicato a venire qui nei nostri territori a parlare, a farsi vedere. Però, guardi, io dico questo, siamo stati assolutamente severi col governo del PD quando c'erano loro per l'autonomia, lo siamo stati anche con questo governo. Parlano da solo i giornali, le tv, tutto quello che ho fatto, che ho detto, eccetera. Lo saremo anche con i prossimi governi. Io l'ho detto, saremo come un nido di vespe. 2.328.000 veneti sanno che è una salita importante, ma noi siamo di scalatori, ce la faremo. Alla fine, come ho portato a casa il Prosecco dopo 10 anni, ho portato a casa le Olimpiadi, tutti dicevano che non si potevano fare, porteremo a casa anche l'autonomia. Ma non lo dico perché va bene dirlo, lo dico perché il referendum è la forza che abbiamo. Questo lo dedico a tutti quei che dicevano Zaia butta via i soldi, non serve il referendum. Adesso capite perché lo dicevano, perché avevano paura. Il referendum sarà il tormento di tutti i governi che ci saranno a Roma.